il 1° maggio, che festa è? Amore, è una festa che a noi, che a me, a te non ci interessa minimamente, perché quella è la festa di lavoratori e io e te facciamo un cazzo dalla mattina alla sera. Perciò rimettete a dormire. Buonanotte, ciao. Tu e i tuoi amici del PD, tipo. Io c'ho amici del PD. Ma è assolutamente coerente. Io non ci. Uno chiama tanto Movimento 5 Stelle e finisce per il PD. Si dice che c'è il nuovo che avanza e invece solo il vecchio che ritenta, che ci canta il Dada Umpan e non si rende conto che certamente la gente ne ha abbastanza. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. La stronza della Meloni. Zitta. Io per esempio mi classifico come il primo degli anormali. Anzi, mi potrei dare al kebab senza nessun problema. Ciao figlio, siccome stanotte abbiamo fatto le pazzie e io sono stremato, capito? Siamo tutti eredi del Duce, è oggettivo. I nostri valori da mantenere. C'è la libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Dovete cancellare subito questo programma. Vergognatevi, maledetti! Patesse in onda su Radio Libertà. I barbari eleganti! Buonasera, buona Schlein a tutti, bentornati qua su Radio Libertà con i Barbari Eleganti, che con voi c'è sempre il solito Gaz, solo insieme a Vittorio Le Donne. Guarda, volevo fare un inizio di puntata serio e tu devi iniziare con buona Schlein a tutti, cioè già vuoi partire con il degrado, poi te ne lamenti, Gaz, ma la colpa è anche tua, devi ammetterlo. La colpa è anche mia. Vabbè, andiamo avanti con le prossime notizie, Vittorio. E chi altro c'è oltre a Vittorio? Non lo vogliamo annunciare? Anche te, sì. non ti avevo visto. Vabbè, ciao. Ciao, no, buon Marco Rubeo. In realtà avrei un messaggio da riportarti, ecco. Gaz. Ecco. E un messaggio a parte di Scogna, io non c'entro nulla, io di queste cose non ne so nulla. Scogna mi ha detto no, io davvero di questi argomenti lo sai che non ne so nulla, ma Scogna mi ha detto di riportarti questa parola, Materazzi. Perché Materazzi? Non lo so, mi ha detto è il 5 maggio digli Materazzi. Vabbè. Non lo so, io non ci capisco nulla. Simpatico Scogna. Gradito, assolutamente gradito da tifoso bianconero, ricordo del 5 maggio. Sì. Però ahimè per me non ci sono solamente ricordi positivi il 5 maggio, come la vittoria dello scudetto della Juventus nel 2002. Purtroppo oggi ricade anche l'anniversario della morte in carcere dell'ottimo Bobby Sands. No, pensavo di Napoleone, ma non era in carcere. Vabbè, oggi sei imbarazzante. Il 5 maggio 1821. 5 maggio 1981 morì in carcere Bobby Sands. Vai. Grande la regia. Infatti Bobby Sands, chi è Bobby Sands? Bobby Sands è stato un attivista e militante dell'IRA, nato il 9 marzo di 1954 a Belfast, nell'Irlanda del Nord, ed è diventato un simbolo della lotta repubblicana irlandese contro la presenza britannica in Irlanda del Nord. Bobby Sands in particolare è un esempio, no? Anche nella storia della Lega per... diciamo il simbolo della libertà contro l'oppressione, della libertà dei popoli, e quindi oggi è un anniversario importante che ci teniamo a ricordare, come ci teniamo a ricordare anche tanti altri anniversari durante l'anno. Ottimo, Gazzo, direi che è stato perfetto. Breve conciso. Ma l'hai scritto tu? Sì, l'ho scritto io. Assolutamente sì. Bene. Hai anche da dubitare. No, assolutamente non sono no. mica come te che studi con ChatGPT. Stai tranquillo, ma che vergogna. Non dare retta che il cugino purtroppo ha un difetto, cioè che sostiene quei maledetti della Royal Family britannica. Che non è colpa mia, è che The Crown è una delle mie serie preferite, quindi mi sono appassionato, però non è per quello. Cioè alla fine ho anche dei difetti peggiori, penso. Sì, Vasco. No, vabbè, ma stai zitto, ma pensa per te. Cioè, comunque chi è fan di Ligabue qui. Allora,
Allora, no, com'è andata la tua Pazzesco. settimana, Gaz? Com'è andato il tuo 1° maggio? L'hai festeggiato? Sì, io da lavoratore io lo festeggio Lavorando. lavorando. Non ci si ferma mai, sì. Cugino? Ma allora, secondo me Gazzola, cioè, il suo lavoro è stato tu andarsi a non fare devi- la come- sciata. come devi pronunciare quel nome Come in tu hai radio, io non so più festeggiato, non come devi dirlo. commentare quello che ha detto Ma cosa, lui. ma cosa devo festeggiare? Cioè, sono stato a casa, mi sono bevuto 2 birre e ho pensato a quanto è bella la vita. Cioè, cosa devo fare? Andare a quei concertoni ridicoli che fanno il 1° maggio, che oltretutto dove non portano neanche più artisti emergenti, ma solo la schifezza commerciale. C'era la bravissima Sara Toscano. Cioè, La bravissima Sara Toscano ha fatto un pezzo Ma sapete se mettono in vendita il microfono? fantastico con Carbrave. E una volta c'erano degli ospiti internazionali di livello. c'erano i BB King, i Led Zeppelin. Vabbè, ma era organizzato dalla CGL, CISL, Will. Ma anche oggi. Rispecchiano un po' il momento di questi Certo. sindacati. Va bene. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Beh, Andiamo avanti. come non parlare, insomma, dell'argomento caldo di queste settimane? Il conclave. Il conclave. Il conclave. Ormai lo sappiamo che per le prossime settimane si parlerà solo del conclave E del Fantapapa. e del Fantapapa, certo, poi abbiamo la notizia anche sul Fantapapa. Dopodomani si aprirà il conclave, quindi da dopodomani in poi, anche perché adesso addirittura Ma ci stiamo superando qua. da dopodomani in poi, La voce un po' più bassa, sì. da dopodomani in poi potremmo, in qualsiasi momento, Cari fratelli dipende dal collegio sorelle. cardinalizio quando lo deciderà, cari fratelli e sorelle cattolici, avere il nuovo Romano Pontefice, il nuovo Papa, il 267° Papa Wow. della Chiesa Cattolica, successore di Pietro, vicario di Cristo in terra, guida fedele, vescovo di Roma, Vabbè, basta. guida ce le avete fedele per tutte. noi cattolici. Abbreia. Allora, è successo qualcosa di veramente divertente. O no, dipende dai punti di vista. Sì. Pre-conclave con sorpresa, Cardinale svuota il minibar a Santa Marta pensando fosse gratis. Aveva invitato alcuni colleghi in camera per una chiacchierata dopo cena. Vittorio, non fare battute. Cugino, non fare battute. Città del Vaticano. Mancano pochi giorni al conclave che porterà all'elezione del nuovo Papa e mentre i cardinali si preparano a uno degli eventi più solenni della Chiesa, tra incontri ufficiali e momenti di raccoglimento non mancano episodi curiosi che svelano il lato più umano e quotidiano dei protagonisti. Proprio queste ore una notizia sta facendo il giro del web e dei social. Un cardinale straniero, ospite della residenza di Casa Santa Marta in Vaticano, ha svuotato il minibar della sua stanza, convinto che tutto fosse offerto dalla casa. Solo al momento del conto ha scoperto che i liquori non erano gratuiti, rimanendoci molto male. Il retroscena svelato da quel meraviglioso da quella meravigliosa testata giornalistica che risponde al nome di Fanpage, è stato raccontato dall'arcivescovo in pensione Anselmo Guido Pecorari, 79 anni, mantovano, anche lui a Roma per i funerali del Santo Padre. Pecorari, intervistato dal Corriere della Sera, ha spiegato che il cardinale, di cui non ha voluto rivelare il nome, aveva invitato alcuni colleghi in camera per una chiacchierata dopo cena. In pochi minuti, tra risate e confidenze, sono spariti tutti i liquori mignon del frigo bar. Solo che il giorno dopo la sorpresa è arrivata sotto forma di addebito sul conto della stanza. Pensavo fosse tutto gratis, ci è rimasto male, ha raccontato l'arcivescovo. E poi con quello che guadagnano i cardinali, insomma, quanto potrà aver mai speso per il minibar? Magari non c'era solo quello, non lo so, tutto è possibile. Cioè, cosa vuoi dire? Non so, Gaz, pensi che la Chiesa Cattolica stia andando nella direzione giusta con questi cardinali? È un po' la deriva, no? Servono nuove elezioni. Nuove elezioni, al voto, subito al voto. Infatti vanno al voto. Infatti vanno al voto. Chissà chi sarà il prossimo Papa. Se raggiungeranno il quorum. No, quello prima o poi ci sarà la fumata bianca, no? Certo. Quando è che inizia il 7? Dopodomani. Quindi ancora qualche giorno
e scopriremo chi sarà il prossimo Papa. Noi facciamo C'è il chi tifo per Sara. che l'hanno già Ovviamente. deciso, c'è chi dice non lo so cosa si dice. Ma dici i nomi papabili? Sì, i nomi papabili. C'è chi dice Zuppi, c'è chi dice Zuppi, Tagle. Poi che Parolin. Parolin, poi sarebbe i due un grande papa. I due possibili papa di colore, no? Sara, assolutamente. Africani che potrebbero diventare entrambi primo papa africano nella storia. Stai ovviamente dicendo di Robert Sara quello che è all'endorsement dei Barbari Eleganti. Assolutamente. L'endorsement più importante Certo, del Assolutamente. Ghana, mi pare. della Guinea. Della Guinea, e ce ne sono un po'. Cugino, tu come vuoi commentare questa notizia così clericale? Perché non mi ha invitato, cioè, il signor Vescovo? Queste serate qui io vengo sicuramente, poi sicuramente, come ha detto il buon Gaz, avranno aggiunto qualcosina oltre ai liquori, quindi sicuramente hanno reso la serata Se interessante. la Santa Sede sta ascoltando questa trasmissione, noi ovviamente stiamo scherzando, ci dissociamo, ringraziamo la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. E tra l'altro, Gaz, tu prima hai nominato il Fantapapa, quindi io ne approfitterei per annunciare, per introdurre un articolo di Vanity Fair, altra splendida testata giornalistica che leggeremo dopo. Fantapapa, come funziona il gioco che trasforma il conclave in una sfida tra amici. Dopo il Fantacalcio e il Fantasanremo, ora spopola il gioco a punti per indovinare chi sarà il prossimo pontefice. E il fatto che tu lì, a differenza del Fantacalcio e del Fantasanremo, tu lì i punti li prendi o non li prendi tutti in una botta Devo sola. pregare per prenderli. Devi pregare, Sì, assolutamente. sì. Ma quindi una domanda per gli amici di Vanity Fair: ma posso scaricare l'app del Fantapapa come faccio con quella del Fantacalcio, oppure c'è qualche altro sistema? E se sei così tanto caritatevole, potresti anche pagare il conto a quel povero cardinale che ha speso Io fossi in te lo farei. i soldi nell'alcol, invitando i suoi No, grazie, ho già colleghi. buttato un centone oggi per il Fanta NBA, quindi va bene così. No, ma avantiamocene proprio, ci balliamo tutta la fresca, come direbbe qualcuno. Assolutamente. Benissimo, signori. Direi di andare con la prima canzone, i Rolling Stones con Dead Flowers.
tattica. Questo è il nome che hai scelto tu? Papa Alessandro IX? Nono. Quindi possiamo dire che la regia ha scelto me come futuro papa? È vero, è che tu ti volevi chiamare... vabbè. Allora, che nome sceglierà Alessandro? Allora, qui diciamo che il Fantapapa si svolge così. Devi prima di tutto scegliere il nome del santo. No, vabbè, ma lo racconto e basta. Allora, ti fanno le varie domande. Che nome sceglierà la regia? Ha scritto Alessandro. Poi, quale sarà la prima parola dell'annuncio? In che caso grammaticale sarà annunciato il nome? Lui dice accusativo. Boh, io in grammatica italiana avevo 4. Sarà annunciato il numero dopo il nome? Sì, a meno che non sia un nome nuovo. Dopo quante fumate nere? In che giorno della settimana? Da che ordine religioso verrà? Che titolo cardinalizio avrà portato? Quanto vescovo, arcivescovo? Quante lingue parlerà? Inforcherà gli occhiali? Politicamente come sarà il discorso? Beh, chissà cosa avrà scelto la regia. Ci saranno preghiere nel discorso? Con che parola chiuderà? E la regia ha scelto grazie, che giustamente... E nulla, la tua formazione fa anche la formazione, bellissimo, proprio come il fantacalcio. E nulla. Vogliamo dire dalla regia chi abbiamo messo in prima posizione? In porta. Io qua vedo che in porta abbiamo il cardinale Zuppi e poi vicino abbiamo Tagle e Pizzaballa. Quella lì non è la porta. Non lo so, ma ho la faccia di uno che fa il fantacalcio. Che ignorante, ragazzi. La porta è qua. Ho capito. C'è l'impapabile. L'impapabile l'ha messo. Possiamo dirlo chi è l'impapabile? Metti la formazione papabile. Maungbo, non so chi sia. Vabbè, il cinese, dai. Il cinese, ok, no, il cinese. No, non è cinese. E cos'è? Non mi ricordo, però Vabbè, mi piaceva si chiamasse Bo e ha tipo 79 anni, quindi non credo sia molto vedo papabile. che comunque il Cardinal Sara, la regia l'ha messo in bassa posizione. Perché lui gioca le palle in difesa. Giusto? No, però questa è una domanda fondamentale, cioè, dato che la trasmissione è schierata unanimamente per l'ottimo cardinale Sara, perché metterlo così in basso? Sì, però il microfono metti. Perché per me è troppo conservatore. Vabbè, ci sta. Ma è quello il divertimento, cioè è il papa perfetto per farsi 4 risate. Io però ne avrei messo uno che nessuno ha detto. Cioè? Donald Trump. Vero! abbiamo la notizia anche... Vogliamo inquadrare lo schermo e far vedere la foto che sia da libri di storia questa immagine, no? Bellissimo. È un capolavoro. Io lo chiamo già Santo Padre. È un capolavoro moderno, fantastico, devo dire. Perfetto, grazie regia. Allora. Fermi. Ok, allora, Gaz, leggi il titolo. Trump si traveste da papa e manda in tilt il web, la foto virale che sconvolge tutti. A pochi giorni dalla morte di Papa Francesco, il mondo cattolico si prepara a un momento cruciale, come l'elezione del nuovo pontefice, e lo sappiamo. Ma, come spesso accade nell'era dei social e delle narrazioni fuori copione, a prendersi la scena è qualcun altro, in questo caso Donald Trump, che ha pubblicato una foto di se stesso nelle vesti del Santo Padre. Ma perché praticamente gli hanno fatto, sapete come fanno con i presidenti degli Stati Uniti, quelle mini interviste appena scendono dall'aereo o quando si recano in un luogo che gli fanno giusto 2 domande e poi lui se ne va. Gli hanno chiesto, presidente, chi ti piacerebbe vedere come nuovo papa? E lui ha risposto, for a pope? I'd like to be a pope. Cioè, vorrei essere io il papa. Mi piacerebbe Donald Trump come nuovo papa e devo dire che tutto sommato anche a me non dispiacerebbe, almeno potrebbe rimanere al potere a vita, giusto cugino? Cugino, bisogna mandarti a cagare adesso o più avanti? Io direi adesso. Quando vuoi. Come adesso. Commenti questa cosa? Allora, questa non vale dalla regia suggerire. Adesso ha ragione la regia, vai a cagare cugino, cioè mi sembra pacifico. Grazie. Ma poi l'uomo più potente del mondo, il rappresentante del mondo libero,
che ha già delle sue manie di megalomania, cioè a inizio mandato si era definito il re degli Stati Uniti, cose totalmente folli. Ma che ragion veduta? Un uomo che ha distrutto il grandissimo partito repubblicano di Ronald Reagan. Secondo la tua opinione, cugino. No, non è secondo la mia opinione. Vabbè, vai, andiamo al dunque. Che adesso pretende di mettere sta pagliacciata qui che è totalmente irrispettosa. È per scherzare, dai, una battuta. Tu sei il primo a difendere il politicamente scorretto, l'ironia, e adesso ci scandalizziamo se Donald Trump mette una sua foto vestito da papa, dai. Ma il presidente degli Stati Uniti, non sei l'ultimo degli stronzi come noi. L'avesse fatto Biden l'avresti difeso. Sono d'accordo. Ma te cagare. Sono d'accordo. Tu che dici? L'avesse fatto un presidente dell'Est Europa, Ecco, che lo ormai avrebbe massacrato. ormai non manda più a elezioni il proprio paese. Perché non ce n'è bisogno. Perché non ce n'è comunque sa lui bisogno, qual è la cosa giusta da ovviamente fare. sì, e lui si affida Al alla potere divino. provvidenza. E Vittorio, anzi, l'avrebbe pure elogiato, no? Assolutamente. Capito? È così, ma Vittorio, io l'ho sempre detto che lui rappresenta un po' l'emblema, no, di questa sinistra woke, progressista, che non ha più un minimo di identità. Si è messo agli atti che un bolscevico, sostenitore del togliere la proprietà privata, della collettivizzazione, Io non me lo ricordo. Fino a prova contraria, io non sono io quello che la voglio bolscevico togliere, che parla di che vuole parlare di destra e di sinistra, cioè questo qui è il mondo al contrario. Non ho mai parlato di destra o sinistra, ho semplicemente parlato seguendo il buon senso. Insomma, uno che elogiava, ad esempio, ha sempre elogiato un personaggio come Stalin, veramente squallido, che vuole dare lezioni su destra e sinistra a un sostenitore storico di Ronald Reagan, il più grande presidente degli Stati Uniti dopo George W. Bush. Non me ne frega, ci interessa, cazzo. No, non ci interessa. Andiamo avanti con la prossima notizia. Ma sei veramente imbarazzante, Gazzola. Andiamo avanti con la prossima notizia. A proposito di cattolicismo, questa è una notizia che piacerà tanto, anzi che non piacerà, oddio non lo so, penso che non piacerà, a un nostro amico che è un grande cattolico. Visto che leggo Treviso. Esatto. Ricordiamo il sì, giusto, non ne abbiamo parlato. Che è scomparso qualche settimana fa, Gentilini, lo sceriffo, emblema dei barbari eleganti, per come assolutamente. Se esistesse un sindaco fatto su misura per i barbari eleganti sarebbe Gentilini tutta la vita. Assolutamente. Esatto. Va bene, allora, Treviso, il bar che introduce la tassa sulla bestemmia e riesce a raccogliere 200 euro dati in beneficenza. Quindi abbiamo anche un risvolto positivo. Gioca facile. Allora, ogni bestemmia €1, il cavato sarà devoluto all'associazione La Fonte. Qui però mi viene in mente, ma non è che poi la gente per poter donare viene incentivata a bestemmiare di più? C'è un po' un risvolto della medaglia. Comunque, l'iniziativa del Bar Mexico di Lutrano, frazione di Fontanelle, per ogni espressione blasfema il cliente deve pagare €1. Un caffè, una bestemmia, con tanto di multa e €1 che va in beneficenza. L'iniziativa del Bar Mexico di Lutrano, fazione di Fontanelle in provincia di Treviso, nel cuore del Veneto, sta diventando virale. Ogni intercalare tanto in uso nella zona ha un prezzo e il pagamento va ai più fragili della comunità. In poco tempo sono stati raggiunti €200, interamente devoluti all'associazione locale La Fonte, che si dedica al trasporto dei malati oncologici e dell'assistenza agli anziani. Il cartello è ancora appeso perché altra beneficenza può essere fatta. Aspetta, mentre la notizia rimbalza sui social, c'è chi propone di allargare la platea dei volenterosi. Se lo applicassimo in tutti i bar del Veneto, in una settimana avremmo coperto il debito pubblico ed eliminato la fame nel mondo. Oddio, questo mi sembra un po' eccessivo, non penso che il PIL di chi frequenta i bar di Treviso sia così alto, però almeno la fame di qualche malfamato. Assolutamente. Ma questo deve essere sicuramente il proprietario del bar non era un veneto, perché non c'è nessun rispetto della tradizione di quello che ormai per i veneti è un intercalare, cioè chiedere a un veneto di non bestemmiare, non lo so, è
come chiedere Quindi si sta chiedendo di bestemmiare, è quella la cosa brutta. Sì, grave ma non puoi chiedergli dare una multa di €1, cioè nell'ora intercalare, cioè se al 15 più 18 quanto fa non ci aggiungi una bestemmia, non sarebbero veneti, insomma. È un qualcosa che va contro l'identità del Veneto, è assolutamente vergognoso. Beh, qua potremo sentire l'opinione del nuovo Papa tra qualche giorno. Però che dire, vabbè, però, vive i insomma. Veneti, no? Ma no, vabbè, dai, su, ragazzi, cioè, oggettivamente non è che si può fare l'elogio della bestemmia, dai. Insomma, poco rispettoso nei confronti dei cattolici, cugino. Ma me ne sbatto assolutamente di quello che è rispettoso oppure no, ma il bar non è un luogo che deve frequentare un buon cattolico, il bar lo frequentano dei vecchietti molto probabilmente alcolizzati, ed è giusto che sia così, è sacrosanto che sia così, che giocano a carte. Quello deve essere, cioè tu il vero spettacolo lo vedi quando ci sono questi vecchietti tutti infervorati, tutti infuocati, che hanno la carogna dentro quando giocano a carte, e se gli togli lo sfogo della bestemmia, cioè io penso a mio nonno quando giocavamo a carte, cioè togliere il fuoco, la vitalità che avevano dentro, non si può fare. Non si può fare l'elogio della bestemmia in diretta radio, però, cugino. Ma a parte il fatto che anche per me dell'intercalare, cioè quando proprio sei incazzato, lo sappiamo che è il momento ed è lì che devi, tipo quando gioco ad Assassin's Creed, è proprio lì che li tiri proprio fortissimi. Che vergogna, che vergogna. Ma vai a cagare, va, Gazzola. Va bene. Bene. Direi basta. Gazza, anche tu come me penserai che questa non è una cosa buona e che quindi sarebbe meglio evitare queste cose, incentivare la bestemmia. Caso in conclave. Porterai il caso, ma perché tu sei uno dei candidati grandi elettori? Il voto di castità l'ho fatto. No. Scherzo, però io parteciperò segretamente. Sì, nessuno lo sa. Parte dello staff che cura. Nessuno lo sa, nessuno mi vedrà, ma io ci sarò. E con questa direi di andare con la seconda canzone. Cugino? Beh, con una canzone scritta proprio dal mitico Bobby Sands, Back Home in Derry di Chrissy Moore. In 1803 we sailed out to sea, out from the sweet town of Derry. For Australia bound, if we didn't all drown, the marks of our feathers we carried. In our rusty iron chains we cried for our wains, our good women we left in sorrow. As the mainsails unfurled, our curses we hurled on the English and thoughts of tomorrow. At the mouth of the foil, bid farewell to the soil, as down below decks we were lying. O'Doherty screamed, walking out of a dream, by a vision of bold Robert dying. The sun burned cruel as we dished out the gruel. Dan O'Connor was down with a fever. 60 rebels today, bound for Botany Bay. How many will reach their receiver? Oh, I wish I was back home in Derry. Oh, I wish I was back home in Derry. I cursed them to hell as our bow fought to swell. Our ship danced like a moth in the firelight. White horses rode high as the devil passed by, taking souls to Hades by twilight. 5 weeks out to sea, we were now 43. We buried our comrades each morning. In our own slime we were lost in the time, endless night without dawn. Oh, I wish I was back home in Derry. Oh, I wish I
was back home in Derry. Van Diemen's Land is a hell for a man to end out his whole life in slavery, where the climate is raw and the gun makes the law. Neither wind nor rain care for bravery. 20 years have gone by, I've ended my bond. My comrades go so walk behind me. A rebel like him. Pazzesco come la specie umana sia in grado di evolversi. Certo, abbiamo fatto un po' international. di gossip e Va Gazza è bene. rimasto abbastanza scandalizzato da quanti gossip girano negli ambienti clericali della Cattolica. Allucinante. Allucinante. Allora, però succedono... torniamo nella capitale. Questa è una... guarda, la regia sta già guardando dai suoi 50 monitor quello che è inquadrato qui sul nostro spettacolare monitor, la notizia. La regia carta bianca su tutto. Ed è Quindi contenta della notizia che stiamo per dare. anche il conclave è d'accordo. Anche il collegio cardinalizio, possiamo dire. Collegio cardinalizio, esatto. C'è una ruspa che si aggira tra i bagnanti della spiaggia libera di Ostia. Il mezzo meccanico è stato avvistato nella giornata di sabato mentre centinaia di persone affollavano la spiaggia. Alla Regione Lazio l'onere di verificare le responsabilità. Allora, adesso si è un po' abbassata la temperatura a Milano, siamo sulla ventina di gradi più o meno, oggi Sì, è anche un sì. po' piovuto, ma settimana scorsa c'erano 27-28 gradi, faceva un caldo della Madonna qui a Milano e non immagino com'erano le condizioni a Roma. Regia, tu che hai conoscenze lì, com'era il tempo settimana scorsa a Roma? Io sono stata letteralmente 2 giorni a Roma, in quei 2 giorni è morto il Papa. Vabbè. Basta, quindi Fine. va bene. Quindi Faceva caldo. meglio che non torni a Roma. Meglio che non Questo torni a Roma. non bestemmiare, per favore, non diciamo eresie. Va bene. Comunque Faceva caldo, faceva molto caldo, molto questa è caldo, l'informazione molto di cui caldo. avevo bisogno. Faceva caldo. E quindi immagino che ovviamente lì c'è il mare, c'è lo splendido mare di Ostia e tutte le migliori famiglie romane saranno andate a fare il bagno sulle spiagge libere di Ostia. E tu immagina, Gaz, vai sulla spiaggia perché ci sono 27 gradi, vuoi farti il bagno e a un certo punto ti arriva una ruspa dietro che ti tira su l'ombrellone, ti tira sul lettino e... Penso di ritrovarmi in un videogioco tipo GTA, Ecco, robe lì. ecco. Sì. A testimoniare, Quindi sì. possiamo dirlo, una ruspa in spiaggia d'Ostia prima di GTA 6, caro Gaz. Esatto. A testimoniare le condizioni che i bagnanti sono costretti a subire c'è un video realizzato da un cittadino che era andato con la famiglia a trascorrere qualche ora di mare. L'ho girato sabato 3 maggio intorno alle 16:30. Ha spiegato: il mezzo che circola sulla spiaggia è una pala meccanica con la benna piena di materiale. Si muove lentamente tra lo stupore generale di chi in quel momento stava trascorrendo il pomeriggio al mare. L'arenile è quello della spiaggia gialla, una di quelle attrezzate con servizi che il comune ha messo a bando. Una spiaggia libera assegnata da poco tempo, situata di fronte all'ex colonia Vittorio Emanuele. Risulta tra le 6 che ma chi se ne frega della gara d'appalto, la richiesta di chiarimenti. Quanto accaduto sulla spiaggia libera gialla di Ostia è inaccettabile. Una ruspa con braccio meccanico che ha operato sul bagnasciuga a pochi metri da famiglie e bambini senza alcuna delimitazione dell'area di cantiere né adeguata segnalazione di pericolo, ha commentato Sara Adriani, consigliera in municipio insieme a un altro gruppo di consiglieri. Quello che è accaduto è un fatto gravissimo che mette a rischio l'incolumità dei cittadini e che rappresenta una palese violazione del decreto legge 81 del 2008, testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Cugino, ti è mai capitato, tu trascorri le tue vacanze in Puglia, se non sbaglio? Sì, tipo ci sono stato 3 volte, ma spiaggia comunque non ci vado perché il mare di per sé mi fa abbastanza cagare. No, sono d'accordo con te. Comunque, ti è mai capitato di sentire di gente che era lì a prendere il sole nel posto dove vai tu al mare e a un certo punto è arrivata una ruspa e ha tirato su tutto? No, però sotto al Po ci si può aspettare di tutto, No, quindi, vabbè, adesso. quindi anche questo. Io quando andavo al mare andavo in Emilia Romagna, quindi lì certe cose non succedevano, ecco. No, certo, però dai, non è che si può fare di tutta l'erba un fascio, su. Ma sì, ogni tanto sì.
Salva tu la situazione. Io non so più cosa dire. Ormai c'è solo stanchezza. Quanto manca alla fine della stagione? Quanto manca il Sempre conclave, meno, sempre meno. Grazie, tranquillo. Ancora un Però- mesetto. Cioè, Dici particolare. anche a livello simbolico. Sì, è Quasi ruspa, esatto, ruspa. quasi A ideologico, me- ricordo a dei me bei vecchi emoziona tempi. perché ricordi i vecchi tempi dove c'era la ruspa che andava, che buttava giù tutto. Però non era in e- spiaggia. Però non era in spiaggia. spiaggia. Non era nei campi di Ostia, era in altri campi. Era in altri campi irregolari, non autorizzati, dove c'era spaccio e tutto. Tante Poi a Ostia c'è la stessa situazione, ma non penso, perché Ostia si sa è un posto bello. Ostia se è bello. Ostia è bello. Allora, abbiamo una bellissima notizia. Gazza, Può anche censurare. guarda che bella questa notizia. Palermo. Trova una bomba a mano e la mette in valigia. Scatta l'allarme in aeroporto, denunciata a turista francese. Alla polizia ha detto di averla rinvenuta sulla spiaggia di San Vito Lo Capo e di aver deciso di portarla a casa come souvenir della vacanza in Sicilia. Meraviglioso! A chi non è mai capitato in spiaggia di trovare una bomba a mano e di metterla nella valigia per portarsela a casa? Quale nazionalità poteva essere la turista? Francese, ecco. E dove è successo? Nell'ottima San Vito Lo Capo. Esatto. Ha voluto portare a casa un souvenir caratteristico, tipico della zona, insomma. Ma certo. Lì sono abituati ad usare certi tipi di cose. Vabbè, Gazza, cugino, però non è che adesso deve diventare la puntata contro il Sud Italia. Ma no, è caratteristico. Vabbè, sì. Vabbè, è assurdo. Proprio un mondo al contrario. Assolutamente. Non lo so. All'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, mercoledì è scattato un allarme bomba quando una francese di 23 anni, quindi solo un anno in più del sottoscritto, si è presentata ai controlli con una bomba a mano della seconda guerra mondiale, perfettamente funzionante. Grazie, regia. Alla polizia, speriamo di sì. Alla polizia ha detto di averla trovata sulla spiaggia di San Vito Lo Capo, provincia di Trapani, nei giorni precedenti e di aver deciso di portarla a casa come souvenir della vacanza in Sicilia. La giovane è stata denunciata. Ora, quanto devi essere, va bene che è francese, ma quanto devi essere demente per trovare una bomba a mano e pensare di poterla mettere in valigia per portarla a casa come souvenir? Quanto devi essere demente? Ma se sei francese tutto si spiega. Ok, però anche se sei francese l'avrai mai preso un aereo? Al di là della cosa morale del trovo un reperto storico, non dovrei portarmelo via, ma non ci arrivi che magari non passa dal metal detector? Evidentemente no, però ripeto, cioè basta leggere da dove proviene questa genia. Tutto prende una piega anche molto dark, di dark humor, considerando l'aeroporto. Non dirlo. Io sono detto considerando l'aeroporto. Da cui è partita la ragazza, è tutto ha un suo dark humor, insomma. Quello sì. Benissimo. Andiamo avanti. Allora, di Trump ne abbiamo parlato, del bar di Treviso ne abbiamo parlato, della spiaggia libera di Ostia ne abbiamo parlato. Una notizia più alla Barbari Eleganti. The Ring, non il film horror di qualche anno fa. The Ring, l'anello smart che monitora la fedeltà del partner. Più trasparenza o più separazioni? Arriva The Ring, il dispositivo che promette di portare la trasparenza nelle relazioni, o almeno di accendere qualche spia luminosa. Non un semplice anello, ma una vera e propria tecnologia in grado di misurare l'amore. Progettato per monitorare in tempo reale lo stato emotivo e fisiologico del partner, ha infatti l'obiettivo dichiarato di promuovere la sincerità e la fiducia reciproca. Ma come funziona? Sviluppato
Dalla startup Rowe & Queens Tech, The Ring è un dispositivo indossabile che grazie a sensori avanzati e all'intelligenza artificiale, torniamo sempre lì, rileva parametri come battito cardiaco, tono della voce e livelli di eccitazione. Questi dati vengono elaborati per fornire al partner informazioni sullo stato emotivo dell'altro, attraverso segnali luminosi di diversi colori visibili sull'anello stesso. Ad esempio, se il dispositivo rileva un aumento significativo del battito cardiaco o un cambiamento nel tono della voce, potrebbe emettere una luce specifica per indicare uno stato di stress o eccitazione. L'idea di base è quindi di facilitare la comunicazione e le relazioni spontanee. Quello che qua non dicono esplicitamente, ma si intuisce che livelli di eccitazione sessuale, battito cardiaco, tono della voce potrebbero far capire che in quel momento il tuo partner stia facendo un certo tipo di attività fisica, ma non con te, in altri contesti. Cugino, ma che schifosa invasione della privacy è questa? Ma assolutamente, assolutamente. Innanzitutto... Assolutamente sì o no? Ma assolutamente è un qualcosa di totalmente illiberale. Perché è liberale di invasione della privacy e quindi anche illiberale? Sì. Strano. Ma io sono per poi tu Gazzola, cioè io sono per l'assoluta libertà a livello sessuale. Per me la monogamia non esiste. Lo sappiamo. Vabbè, io sono una cosa del genere, ma una cosa del genere è una grandissima fesseria, perché se tu di base credi nella monogamia dovresti avere fiducia nel tuo partner e quindi già vuol dire che se parti prevenuto in partenza. Dall'altra parte, se sei contro la monogamia, questa cosa non ti serve, perché tranquillamente puoi avere rapporti sessuali con più persone senza crearti tutti questi problemi. Ennesimo indicatore che la mia teoria è assolutamente giusta e che la monogamia non è naturale nell'essere umano, perché di fatto la maggior parte delle persone al mondo sono poligame, solo non hanno il coraggio di ammetterlo. E questa qui è un'ennesima riprova, perché se ne esiste una cosa del genere vuol dire che c'è una richiesta, quindi vuol dire che molte persone, richiesta di aiuto anche, non sono veramente sicure che il loro partner sia fedele nella loro ostinazione nel voler mantenere una coppia monogama. E quindi è la dimostrazione che di fatto non esiste la monogamia. Ma assolutamente, cioè se prima c'era il controllo di WhatsApp o delle varie password, poi c'è stato il mandami la posizione in tempo reale, adesso addirittura l'anello che ti segnala se il tuo partner ti sta tradendo, cioè se c'hai assolutamente, ma io sono d'accordissimo con te, è una cosa assolutamente tossica, cioè se non riesci a fidarti del tuo partner, non starci insieme o fattene una ragione, ma il problema è il controllo. Il problema è sempre il controllo, il problema è sempre il divieto, il vietare le cose, però a prescindere, anche se sei nella posizione di vietare perché avete un accordo in cui non vi tradite, ok, però il controllo lo trovo una cosa che è proprio all'antitesi di quella che dovrebbe essere lo spirito di una relazione, o no, Gazza? Assolutamente d'accordo. Cioè tu sei monogamo, sei contro i tradimenti, ma penso che non accetteresti mai un anello che monitora la tua fedeltà. È un mondo al contrario, ma te l'ho detto, c'è un mondo che vive sempre di più nel virtuale e dove il virtuale invade anche la tua sfera privata. Cioè, certo. Una logica veramente assurda. Ma certo. E mi stupisco poi di essere d'accordo con Vittorio, perché lui stesso è fanatico di tutto quel mondo che avviene dentro uno schermo, è un fans di quelle cinesi, no? Sai, che si mettono lì sul pontile a registrare contenuti su TikTok e poi cadono e poi stanno lì ore e ore a perdersi dentro tutto questo mondo virtuale. Però meno male che quando questo mondo virtuale invade la tua privacy, la tua sfera privata, il buon Vittorio torna un po' più sano e si rende conto che è un mondo al contrario. Io sono credo di essere una delle ultime persone che legge anche con continuità, cioè... pure. Gazzola, tu quando è stato l'ultimo libro che hai letto? Effettivamente, non lo so, non me lo ricordo. Non sei un fervente lettore? Ma ultimamente no. Vabbè, troppa montagna e troppo spritz. Troppe robe da fare.
capito? Per forza. 6 mesi all'anno al Monte Bianco, effettivamente Monte sì. Bianco. Vabbè. No, io ho finito ieri di leggere un libro, quindi è la dimostrazione che non sai di cosa stai Bravo, parlando, ti fa onore. Gazzola. Ti ho fatto anche un complimento. Vabbè. Bene ragazzi, pazzesco, siamo è pazzesco. arrivati a un argomento che a me sta molto a cuore, perché stiamo parlando di quello che è stato un film, anche per te penso, cugino, ma per me, mia esperienza personale, stiamo parlando di un film che nella mia formazione, perché l'ho visto ormai 10 anni fa, quando ero un adolescente, è stato un film fondamentale per la mia crescita personale. Quando si parla di mindset e di crescita personale, io inserisco questo film. Tra l'altro io sono particolarmente legato a questa saga perché ho un rito che prevede che la sera prima delle elezioni... Tu hai quel rito lì. No, ho un rito che praticamente la sera prima delle elezioni, per fare in modo che vadano bene, guardo il secondo capitolo di questa saga ogni volta. Sai, il 2022 che abbiamo avuto nel giro di 6 mesi, comunali, politiche e regionali, io non ne potevo più di vederlo, però adesso in teoria, dopo un po', noi lo dobbiamo vedere. Comunque, cugino, immagino che anche tu sia molto legato a questo film. Assolutamente, e soprattutto all'attrice Jennifer Coolidge. Ma assolutamente sì. La prima MILF della storia, detta anche mamma di Stifler. Ma di quale film stiamo parlando? Stiamo ovviamente parlando di American Pie. American Pie è profondamente problematico per la Gen Z. Io faccio parte della Gen Z e non l'ho mai trovato profondamente problematico. Comunque, Vice, la testata giornalistica, ha chiesto ad alcuni adolescenti un'opinione su American Pie. Ecco cosa ne è uscito fuori. American Pie non è esattamente il film preferito dalla Gen Z. American Pie ha rappresentato un vero fenomeno culturale fin dalla sua uscita nel 1999. Il successo del primo film ha portato alla realizzazione di una trilogia principale e di 4 spin-off, diventando un simbolo per la generazione X e millennial. Tuttavia, alla luce dei cambiamenti culturali e sociali, le nuove generazioni, in particolare gli adolescenti della Gen Z, sembrano trovare il film profondamente problematico. Il primo American Pie racconta la storia di un gruppo di liceali che stipulano un patto: perdere la verginità prima della cerimonia del diploma. Il protagonista Jim Levenstein, interpretato da Jason Biggs, si trova coinvolto in una serie di situazioni tanto imbarazzanti quanto iconiche, come dimenticare la celebre scena con la torta di mele, e da qui American Pie. Nonostante il suo successo intramontabile tra chi è cresciuto negli anni 90 e nei primi anni 2000, cugino, molti ragazzi tra i 16 e i 19 anni di oggi hanno giudicato il film completamente ridicolo, ritenendolo non solo datato ma anche offensivo. Io questi li metto nel calderone di chi dice no, i cinepanettoni a Natale, assolutamente no, ma come fanno a farvi ridere Boldi e De Sica con tutta quell'oggettificazione femminile e quella comicità triviale e volgare? Ma è bello proprio per questo, perché questo tipo di comicità ignorante, volgare e triviale, che ogni tanto anche a persone educate e ben posate serve. Ma serve sempre, serve ogni tanto. Penso che io non so quante generazioni siano cresciute con i cinepanettoni di Boldi, De Sica, di American Pie. Anche con American Pie, certo. O con Scary Movie, mettiamolo sempre insieme. È come se fosse un rito che tu arrivi a una certa età. Certo, quando arrivi all'adolescenza. E anziché vedere tutti quei film tromboni dove veramente ti scassa alle palle, quelli che piacciono tanto a una certa area culturale, quelli, oddio, delicati, perché sennò puoi offendere Tizio, Caio, Sempronio, ti ritrovi un film dove ti sbatti in faccia la realtà, no? Quella che tutti noi abbiamo vissuto durante l'adolescenza, sì, la goliardia adolescenziale, la goliardia che ha sempre caratterizzato di fatto quell'età lì, e con un tono più ironico, più scherzoso, cioè non puoi eliminare una parte della storia, no? che ha caratterizzato tutti noi. Quindi è assurdo tutta questa crociata, e io poi porto anche questo al conclave, perché adesso non la passa liscia. Il prossimo Papa veramente deve mettere
idee chiare su questa cosa perché è veramente assurda. Vogliamo più cinepanettoni, più American Pie e meno cinegrette, quelle che sirenette e meno Pippotti di Ozpetek, di Nanni Moretti, esatto, che non ne possiamo più, basta, veramente. Basta. Cioè, non possiamo far addormentare la gente al cinema. No, ma a me piacciono i film impegnati, i film filosofici, però servono anche questi, serve anche l'ignoranza, cugino. Esatto. Ma assolutamente, da un cultore soprattutto per me, oltre che di American Pie, ma soprattutto tra la mia saga comedy preferita, cioè Scary Movie. Bellissimo. Una palottola spuntata. Esatto. Sono fondamentali, cioè quei film ma anche, guarda, ti verrò pure incontro, cugino, e ti dirò pure i primi film, quelli diretti dai fratelli Vanzina, dei cinepanettoni, erano anche accettabili. Gli ultimi un po' meno, però quelli erano film divertenti, quelli diciamo erano dei film divertenti, quelli dei fratelli Vanzina, ma che ti guardi ogni tanto per spegnere il cervello, farti una risata, e sono fondamentali. Poi puoi passare anche a un cinema magari più autoriale quando sei in un altro mood, cioè io ad esempio sono un grande fan di Roman Polanski, e di cui uno dei miei film preferiti è La Venere in pelliccia, è veramente straordinario, ma anche l'American Pie è fondamentale, una pietra miliare del cinema comico, assolutamente. Ma il fatto è che in merito alla Gen Z non fanno altro, a me escono, penso che escano anche a voi, tutti questi non fanno altro che uscire tutti questi articoli di le nuove generazioni sono sempre più ansiogene, le nuove generazioni sono sempre più depresse, sempre più casi di suicidi. Ma allora io adesso non vorrei dire che se guardassero American Pie non ci sarebbero questi casi, ma veramente vedo una pesantezza in giro, vedo una pesantezza. Non voglio fare il solito ragazzo di destra del non si può più dire nulla, il politicamente corretto ci sta distruggendo, però fatevi una risata. Secondo me le nuove generazioni stanno, e ci metto di mezzo anche la mia, stanno perdendo la bellezza, la genuinità di farsi anche una risata ignorante, perché deve essere tutto serio, deve essere tutto perfetto, perché poi c'è l'ansia sociale, poi vanno sempre di più dallo psicologo perché vedono la vita sempre più come una condanna. Sempre di più come una condanna. Ma è la stessa generazione che ha voluto portare la cancellazione, ad esempio, di Speedy Gonzales in Messico, considerandolo uno stereotipo, che ha portato alla reazione dei messicani incazzati perché lo consideravano un loro simbolo culturale. Quindi cioè, neanche capire che stai facendo delle battaglie totalmente inutili e che non hanno senso. Cioè, credo che nessuno si sia mai offeso. I diretti interessati si offendono. Benissimo ragazzi, il tempo a nostra disposizione, per fortuna di Gaz, per nostra sfortuna, è finalmente giunto al termine. Viva il Papa. Viva il Papa sempre, viva la Chiesa Cattolica. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi anche questa settimana. Ora facciamo il bevo viva. Se non ci cancellano il programma, vi diamo appuntamento a lunedì prossimo e come sempre, cugino, viva i piedi! Il Papa. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni